In queste puntate, Villalta al Vierge gli incontri con l'autore, Udin capital del Zuc, Parc Foni si completano i lavori, Piscinis attacca l'orario di inviare, gli appuntamenti delle settimane. E sono tornato a scominciare gli incontri con l'autore, che già ormai di qualche anno e sono una delle più belle iniziative della Biblioteca Ioppi, in grazie alle attività del suo direttore Romano Vecchiet. Quest'anno la rassegna si è avviata con una anteprima. Venga stata la prima presentazione del New Libri di Gianmario Villalta, che si è da volte come che è tradizione in sale Aiace. Il volume del poeta, che era anche il primo animatore di Pordenone-Legge.it, ha partito Padroni a casa nostra e è stato pubblicato di Mondadori. Si tratta di un itinerario enfri des manis e des antipaties che vengono fuori dagli abitanti del nord-est italiano, mai passus di lavorare, ma sempre scontenti delle loro condizioni, sempre in volere paresi miglior rappresentati, ma sempre diffidenti e ruspius. A presentare i libri sono stati il scrittore Alberto Garlini e il giornalista Paolo Medeossi. Il ciclo vero e proprio da incontri che per l'inviare proponerà al pubblico le novità editoriali presentati direttamente dagli autori, comincerà miércoles il 30 di settembre con Tito Maniaco. Udine diventerà capitale del Zuc il 10 e l'11 di ottobre. Si svolgerà di fatto in città il festival di imprese itineranti di divertimento che sono i Ludobus. E sabato il 10 di ottobre in Giardin Garant, i Fros di Udine potranno via diciamo che in tutta Italia e nascono e si sviluppino, mica che anche a Udine si occupino di portare gli onde e spazi a torpa i parchi, per strade, per scuole e per placis. Un intero da pomeriggio sarà dedicata a dimostrazioni pratiche e i piccoli potranno gioldire dal mio che gli animatori italiani si hanno prontato agli ultimi science per divertire i fantacins. La domenica sarà invece riservata a una convegna in sale Aiace, dove gli operatori di animazione per i frus si metteranno d'ogni per riflettere su come muta da taplo i piccoli i spazi urbani delle città. Anche perché il valore della cultura del gioco al fa crescere la qualità della vita non solo dei giovani ma anche delle famiglie. Udine in che settore è uno dei comuni che la fa di più e il suo ludobus al davolge di esinis di intervento ad anno. E sin per i frus un po' di riferimento a ormai un evore presente. La giunta comunale di Udine ha fatto buon il progetto definitivo del opere di miglioramento e completamento dal parco urbano Alfredo Foni, la zona della carriera il stadio Moret, che ormai è diventato uno dei polmoni verdi più grandi e frequentati della città. Il progetto ha previsto una spesa di 305.000 euro, dove che sono chiamati dentro anche i 54.000 che l'AMGA adopererà per migliorare l'illuminazione. Il secondo lot avrà come obiettivo anche la realizzazione di una entrata di bande di Via Albignese di flanco di questure, che scollegamento sarà fatto in la stessa maniera delle entrate ARC che è già ormai in Pins, perché si larà a restaurare l'ARC al faceva gli entrali delle vecchie birrerie Moretti. Cui l'anda ora vecchie murs di birrerie che non erano state sdrumate di demolizione si arriverà dentro fino al cur del parco. La prima parte dei lavori a progetto, fatta dai messi in daur, è a completare la pavimentazione dei trois che prima erano in glerie. E torna a Vierge la piscina del Palamostre, con l'orario di inviare. Fino a mai al mese di mai, l'orario di vertidura sarà di lunedì a sabato, des 9 a 1 e des 3 a 6 e mezza con due corsi. De 1 a 3 e de 6 e mezza a 8 e mezza invece e sarà aperta la vasca intera. Di domenica la piscina sarà aperta invece di 9 a 1 ore a 1. Il Plus di Nadà è andato visitato che dal 21 di dicembre al 31 di gennaio l'impianto venirà sierato per lavori di manutenzione straordinaria. Resterà sempre aperto invece l'impianto di via Pradaman, de 1 e mezza a 6 da pomeriggio per settimane e des 2 a 6 di domenica. Gli appuntamenti delle settimane. Per i quinti sull'autore, Tito Maniaco, miércoles il 30 di settembre alle 6 di sera in sale Aiace. Per il Festival di Nuove Musiche Contemporanea Città di Udine 2009, Teloggia da Lionel, Arcana Strutture Sonore, Roundhouse, sabato il 3 di ottobre alle 4 da pomeriggio.